Serie B-Win. Tutti i colori della passione. Allo stadio Armando Picchi va in scena Livorno-Padova, recupero della 20ª giornata di Serie B-Win, partita che non si giocò lo scorso 18 dicembre a causa del maltempo. Amaranto e biancoscudati sono al limitare della zona playoff, ma questo è un match importante soprattutto per il Livorno, reduce dal rovescio interno contro l'Albino Leffe, e si dice che in caso di ulteriore risultato negativo Pillon possa rischiare la panchina. Si parte agli ordini dell'arbitro Baraccani di Firenze. Subito Amaranto in avanti, in decisione di Cano, attenzione, la palla indietro per Schiattarella, Cano è a metà dell'area, non si concretizza questa opportunità per il Livorno. Luci per Surraco, in mezzo per Dionisi, Renzetti, l'autorete incredibile di Renzetti, Livorno in vantaggio al 16° con Perticone che carica i propri tifosi. Rivediamo la palla per Surraco e la doppia carambola sulle gambe di Renzetti, veramente sfortunatissimo l'autogol del numero 33 del Padova. Livorno che comunque merita questo vantaggio, doppia carambola Renzetti e Trevisan. Attenzione ancora a Surraco a destra, il dribbling su Renzetti che cade in aria, sempre l'uruguaiano all'indietro per Tavano, raddoppio del Livorno, 31° minuto, Ciccio Tavano colpisce e va poi a raccogliere l'abbraccio dell'intera panchina labronica. Cade Renzetti, non c'è fallo, poi Surraco vede la correre di Tavano che sorprende Cano sul suo palo. Cattiva serata per Renzetti e Cano, fuori Gidai, dentro Ronaldo De Paula, scalda le mani a Mazzoni, scelto al posto di De Paula che ha commesso vari errori venerdì contro l'Albino Leffe. Comincia la ripresa, il Livorno sembra in comando, ma c'è al 48° il Padova che accorcia le distanze con Daniele Vantaggiato, punizione di Ronaldo dalla destra, Vantaggiato lasciato tutto solo, batte Mazzoni di testa, si riapre il match. Padova tornato in campo con tutt'altro spirito rispetto al primo tempo, poi sbaglia Schiattarella, attenzione Vantaggiato, scalda di nuovo le mani a Mazzoni, inizio shock per il Livorno che ha rischiato il pareggio, ma attenzione, il tacco di Dionisi per Tavano, il 3-1 degli Amaranto, la genialata di Dionisi, e poi Tavano è freddissimo a superare Cano per la doppietta personale, grandissimo il tacco di Dionisi e Tavano fa 3-1, 73°, Ronaldo su punizione, Mazzoni fuori dai pali, viene sorpreso dalla parabola maligna del brasiliano al suo primo gol in questa Serie B-Win. Ronaldo Pompeu da Silva riapre ancora il match. Livorno 3, Padova 2, legati per Vantaggiato, attenzione, posizione regolare, Vantaggiato, 3-3, pazzesco al Picchi, il pareggio del Padova con Daniele Vantaggiato. Protestano i giocatori del Livorno, ma secondo Baraccani e i suoi collaboratori non è fuori gioco. 6° gol in questa Serie B-Win per Vantaggiato. Attenzione a Miglionico, siamo all'83°, testa a lato, veramente di poco, poi nel recupero azione sospetta al limite dell'area, c'è questo intervento di Luci su El Shaarawy, ci poteva stare il fallo. Finisce qui Livorno-Padova 3-3, partita spettacolare.